Con la Coppa dei Campioni in prima linea si avvia la campagna abbonamenti dell'Umana Reyer, pronta per dare il via ad una nuova stagione di successi. Partiamo con l'ambizione di essere protagonisti, di voler dare soddisfazione ai nostri tifosi e alla nostra proprietà e ai nostri sponsor. E questo è il nostro imperativo, di far bene, di essere tra le prime squadre del campionato per regalarci ancora delle soddisfazioni. Lo scopo della campagna abbonamenti è poter raggiungere il maggior numero possibile di persone che abbiano voglia ed entusiasmo nel sostenere la squadra in ogni momento. Il nostro focus è cercare di far sì che più gente possa assistere alle partite. Abbiamo cercato di fare una campagna abbonamenti anche da campioni d'Italia che possano tenere conto anche di alcune difficoltà. Pensiamo di esserci riusciti perché vorremmo avere più tifosi possibili al nostro Palasport. Ma non è l'unica novità. Altra cosa molto importante di questo abbonamento è il fatto che è cedibile e che quindi questa è un'altra novità importante perché di fatto non è più nominativo e questo consente anche a delle persone che magari quando gioca alla Reyer devono lavorare o d'altro di poter dare, omaggiare diciamo, un suo conoscente o un suo parente e la possibilità quindi di venire comunque ad assistere al Taglierso e vedere la partita insomma. Il tutto mentre la squadra prende forma. Stiamo lavorando in maniera importante, abbiamo cercato di confermare il più possibile la squadra che ha ben finito la stagione scorsa, abbiamo avuto già delle risposte positive, abbiamo già ufficializzato 2 giocatori che sono Udano e il ritorno di Ariel Filloy, ci stiamo muovendo per completare al meglio e per essere competitivi la prossima stagione.